Io Paolo ti devo ringraziare perché questa mattina hai esaudito un mio grande desiderio, che era quello di avere un artista di fama internazionale che facesse un concerto agli alberi del Parco Nazionale, non tra gli alberi, ma agli alberi, perché gli alberi sono degli esseri viventi a tutti gli effetti, sono molto distanti dal mondo animale, quindi questo lo concepiamo difficilmente comprensibile alla mente umana, ma in realtà sono degli esseri viventi molto ben strutturati e che hanno anche dei sensi e quindi io sono sicuro che questa mattina abbiano apprezzato il suono di questo flicorno che in qualche modo ha risuonato tra queste vallette. Beh, sono io che ringrazio te, che ringrazio voi perché è stata un'esperienza indimenticabile, pregnante, bellissima in questo ambiente naturale. Ma insomma, io ho sentito un albero che a un certo punto diceva qualcosa, eh? Sì, questo è il vento che li sta muovendo, scricchiolano e Sì, questo ci fa capire appunto che sono vivi, ma il fatto che sono vivi ce lo dimostrano tante cose. Il fatto per esempio che hanno 6 volte la nostra vita certo. in quanto a tempo e essendo sessili, quindi non potendosi spostare, devono risolvere un sacco di problemi. Noi diciamo che siamo la specie che risolve più problemi. In realtà, come tutti gli animali, quando abbiamo un problema cerchiamo di spostarsi. Se c'è una guerra ci spostiamo, c'è una carestia ci spostiamo. Se a un cervo arriva vicino un lupo, fugge. In realtà gli alberi, essendo sessili e quindi dove nascono e dove muoiono, devono davvero risolvere dei problemi e lo fanno mettendo in campo spesso anche la chimica e quindi si difendono da parassiti e da aggressioni con la chimica. Pensa quanti problemi deve aver risolto un faggio che ha vissuto in queste foreste per 600 anni, perché ci sono faggi che hanno 600 anni, quindi quante siccità, quante aggressioni da parassiti ha dovuto superare. E quindi noi abbiamo molto da imparare e dobbiamo molto, anche oggi, perché assorbono CO2, emettono ossigeno, contrastano il dissesto idrogeologico e quindi sono davvero degli alleati in questo Sì. nostro E momento di fanno anche cambiamento. musica, perché non ci fossero gli alberi, non ci sarebbero i violini, non ci sarebbero i contrabbassi, i violoncelli, le viole, ma poi il mio strumento, questo pezzo di ottone fatto di un'altra materia, gli alberi, questo sono ciò che crea la musica e invece la tromba è fatta con queste pietre qua. Riportiamo attraverso la musica alla natura ciò che ci è stato regalato o dato in prestito, la bellezza, l'emozione, tutto viene da qui, dalla natura. Quindi quando possiamo suonare per la natura l'impressione è come che si ritorni a casa, no? In una casa comune che è molto ampia, che è molto grande, che è di tutti, seppure ancora noi alcune volte non lo si pensi, no? Quello che è di tutti in realtà non è di ognuno di noi, invece quello che è di ognuno di noi è veramente quello che è di tutti. Un albero, una natura come questa appartiene a tutti, non è solamente degli abitanti del Casentino, non è solamente della Toscana o dell'Emilia o della Romagna, è del mondo. Nel momento in cui muore uno di questi alberi, in fondo sta morendo anche un pezzo di noi. Allora fare musica in questi luoghi è sensazionale, è diverso da tutti gli altri luoghi. Sì, è bello suonare alla Scala di Milano o alla Carnegie Hall di New York, seppure anche quei luoghi siano fatti con ciò che è qua, no? E dunque noi rendiamo quello che siamo. E poi quanta bellezza hanno visto questi luoghi, no? Sono qua da 600 anni, hanno visto il mondo, l'uomo crescere, discutere, riflettere, magari non proprio qua, ma... E quindi sono i depositari della nostra storia e se noi fossimo in grado di leggere meglio la nostra storia probabilmente non faremmo tutti gli errori che continuiamo a fare. Allora dobbiamo chiedere anche un po' a loro, perché sicuramente loro avrebbero delle risposte vere e interessanti da darci. No? Assolutamente. Poi questi alberi in questa collocazione geografica hanno, quelli che hanno 600 anni, hanno visto il Rinascimento.
Questo è un mondo in equilibrio dove l'uomo solitamente non entra, che riesce a sopravvivere e anche a sopravvivere bene e a darci anche i cosiddetti servizi ecosistemici, che non sono altro che dei servizi gratuiti che la natura ci offre, e gli alberi sono davvero la parte predominante di questi servizi che ci vengono forniti. Però tu che sai tutto sugli alberi, mi spieghi cosa c'è sotto? Cosa è un albero sotto? Cosa sono le sue radici? Dove vanno? Che cosa fanno? Perché credo che anche, come dire, l'albero è in piccola parte quello che noi vediamo, ma credo che la grande parte di se stesso poi si sviluppi sotto. C'è un altro mondo misteriosissimo, assolutamente, che forse addirittura è che è misterioso e che è anche prezioso, perché le radici hanno un'importanza fondamentale per noi. Una comunità senza radici è una comunità persa, e le radici degli alberi hanno lo stesso senso, hanno lo stesso significato, producono la stessa stabilità dell'uomo quando ha una radice forte. Certo. Oltretutto le radici tra questi alberi sono quelle che rendono questo ecosistema forestale un organismo unico, cioè noi vediamo tanti tronchi e quindi tanti alberi, e che in realtà quando hanno iniziato la loro vita erano dei singoli individui, in realtà poi crescendo e trovando quell'equilibrio che stavamo dicendo prima, entrano in connessione. Entrando in connessione entrano anche in comunicazione, e quindi questi alberi tra loro comunicano anche attraverso le radici, e quindi quelli che sono più in alto, se in un periodo di siccità, se non avranno accesso all'acqua, questi che sono più in basso e che riescono ad avere accesso all'acqua perché riescono a raggiungere l'acqua del ruscello, trasmettono attraverso il loro apparato radicale l'acqua a chi ne ha bisogno, e quindi questo ci dà anche il senso della comunità. Inoltre comunicano, nel senso che se arriva un'aggressione da parte di un parassita, quelli che sono stati aggrediti comunicano agli altri che c'è un pericolo, e quindi che comincino ad attrezzarsi, a mettere in campo anche tutta una serie di reazioni anche chimiche per potersi difendere. Quindi tutto quello che noi vediamo, che in questo caso è una foresta, non è un insieme di alberi, ma è un unico individuo che comunica attraverso singoli individui in connessione tra di loro. Quindi anche su questo noi dovremmo imparare tanto, cioè il senso di comunità che una foresta ha. E c'è una differenza tra bosco e foresta. E qui cito le parole di Clauser, cioè colui che ha istituito la prima riserva naturale integrale in Italia nel 1959, che è all'interno del Parco Nazionale, che diceva che un bosco diventa foresta quando gli alberi, in un'estensione vasta di qualche centinaio di ettari, vengono lasciati liberi di svilupparsi nelle loro naturali grandi dimensioni. E in queste naturali grandi dimensioni ci sta il senso, e cioè anche il senso spazio-temporale, il fatto che vivono molto più di noi, e quindi l'uomo nel momento in cui va a fare un assestamento forestale, cioè a decidere come deve svilupparsi un bosco nel futuro, deve tener conto che quel bosco andrà oltre la vita, la sua vita, e anche oltre la vita dei suoi figli. E quindi se oggi noi programmiamo la crescita di un bosco, la dobbiamo programmare non per noi, non per i nostri figli, ma per i nostri nipoti. E la variabile tempo per noi è una questione che deve essere tenuta molto in considerazione, perché nel nostro antropocentrismo siamo portati a pensare che tutto inizia e finisce con noi. In realtà ci sono esseri viventi che hanno dei tempi molto più lunghi e che hanno una comunicazione tra di loro e che hanno un senso di comunità che noi dovremmo mutuare anche alla specie umana se vogliamo avere un futuro. Insomma, mi stai dicendo che ancora una volta gli alberi sono più bravi di noi e hanno un sacco di cose da insegnarci. E ce lo hanno dimostrato, perché noi riteniamo di essere la specie più importante su questa terra. In realtà siamo presenti sulla Terra da 350.000 anni. Una specie per poter dimostrare che ha delle capacità anche evolutive, è stato sperimentato che deve vivere almeno 4 milioni di anni. Quindi noi, la nostra intelligenza è un fattore evolutivo vantaggioso, dobbiamo dimostrarlo nei prossimi 3.700.000 anni. Gli alberi ce lo hanno già dimostrato ampiamente, perché sono su questa terra da molto più di 4 milioni di anni.